gas, l'ipotesi razionamento non è più un tabù, è il tempo di fare delle scelte, dice Mario Conte, presidente dei sindaci veneti, alle prese con bollette stratosferiche. Bollette in vetrina, cresce la protesta, a Padova c'è già chi attua chiusure pomeridiane per diminuire i consumi e chi si appella al santo. Lunedì l'Ascom porterà un cero in Basilica. In sella ad uno scooter rubato si sono schiantati contro un'auto, gravissimi 2 giovani ricoverati a Verona, uno a 17 anni, l'altro non è stato ancora identificato. 2 ragazzini di 15 e 17 anni hanno saltato un posto di blocco dei carabinieri, accaduto ieri sera a Castelfranco. I 2 poi fermati dai militari avevano con sé della droga. Crescono in Veneto i contagi da West Nile e si moltiplicano i focolai che richiedono disinfestazioni da parte dei comuni. A Padova oggi sono morti 2 anziani ricoverati. Pioggia e forte vento sulla strada del rientro dalla montagna, chiusa precauzionalmente la statale Alemagna sul Fadalto, traffico in tilt tra le province di Treviso e Belluno. Il matrimonio di Federica Pellegrini a Venezia, cerimonia blindata tra VIP e fan in delirio, radiosa la sposa in uno splendido abito con spalle scoperte, velo e lungo strascico. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali inevitabilmente il tema del caro energia che sta affliggendo davvero tutti. È il tempo di fare delle scelte, dice Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI del Veneto, che lancia anche un appello ai cittadini: se potete aiutate i vostri vicini di casa. È un periodo particolarmente delicato e complicato, ce lo aspettavamo, non pensavamo di queste dimensioni, però un sindaco ragiona esattamente come un buon padre di famiglia e quindi le stesse difficoltà che oggi stanno vivendo le famiglie, le stanno vivendo le amministrazioni locali, che si fanno carico dei costi energetici delle strutture comunali, quali gli uffici, quali le palestre, quali le scuole, e quindi anche da questo punto di vista dovremo fare delle scelte di razionamento di quello che è il servizio, compatibilmente con quelle che sono però le esigenze degli alunni, degli sportivi o dei dipendenti comunali, che devono essere garantiti nel loro posto di lavoro. La parola razionamento non è più un tabù e così gli stessi sindaci dovranno fare delle scelte anche drastiche: riscaldamento nelle scuole, impiantistica sportiva, illuminazione pubblica, mezzi di trasporto. Bisognerà decidere dove, come, quando tagliare o contingentare la coperta. Giorno dopo giorno diventa sempre più corta per tutti. Se c'è un'istituzione che oggi deve mettere mano al portafoglio per sostenere le comunità, è certamente il governo uscente, e immediatamente il governo entrante dovrà prendere per mano questa situazione che è davvero molto complicata e che rischia di generare una crisi sociale davvero molto spaventosa. Che la fase storica sia delicata lo ha sottolineato in mattinata a Zero Branco, nel corso della cerimonia inaugurale della Sagra del Peperone, il ministro uscente Federico D'Incà. Io faccio un invito a tutte le forze politiche: unità, non c'è altra possibilità. Avremo da affrontare momenti difficilissimi nel corso del tempo, non sarà facile, non sarà un ottobre facile, non sarà un novembre facile, siamo davanti a un momento storico difficilissimo e dobbiamo essere uniti. Le comunità locali lo sono nel volontariato, lo sono nelle amministrazioni comunali, diamo il buon esempio. Vi chiedo questo che diciamo un ultimo desiderio forse, ma lo chiedo a tutti quanti: unità e forza e collaborazione. Uno sforzo all'unità nel pieno della campagna elettorale, quindi, almeno per consentire all'esecutivo Draghi di prendere le decisioni più urgenti, un concetto che ribadisce lo stesso Conte allargandolo davvero a tutti. L'appello che faccio alla comunità è quello di rimanere compatti, di unirsi. Chi può aiutare il vicino di casa lo faccia, così come il comune aiuterà tutti quei cittadini che saranno in difficoltà, compatibilmente con le disponibilità che avremo, perché ricordo che abbiamo ereditato una comunità che ha visto quintuplicare le richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà dopo la pandemia, e oggi dobbiamo affrontare un'altra crisi sociale, economica, legata appunto all'aumento dei costi energetici e ai costi delle materie prime. Però da comunità riusciremo ad affrontarlo e soprattutto supereremo anche questo periodo. Famiglie, enti locali e imprese, bollette in vetrina per far capire ai clienti come mai i prezzi aumentano. Succede a Padova.
La bolletta di luglio 2021 1.844 euro, al confronto con la bolletta del luglio 2022 oltre 5.000 euro. Ci troviamo nella pasticceria Graziati di Padova, uno dei locali storici del centro città. Affisso vicino al listino dei prezzi il confronto delle fatture dell'energia elettrica di luglio 2021 e luglio 2022, da 1.800 euro a 5.000 euro, un divario enorme. La pasticceria Graziati di Padova, come tanti altri pubblici esercizi della città, ha deciso di attaccare sulla vetrina del locale le cifre delle bollette per far capire ai clienti la situazione in cui versano i commercianti e spiegare loro il perché dei ritocchi nei prezzi. Noi abbiamo fatto un piccolo ritocco di 10 centesimi sulla caffetteria e di 10 centesimi sulla pasticceria, ma è ben poca cosa rispetto agli aumenti che abbiamo subito, perché oltre all'energia è aumentato tutto quanto. Oltre al caro energia bisogna fare i conti con i rincari delle materie prime. Per i baristi, pasticceri e gestori di locali diventa sempre più difficile portare avanti le attività. Stavolta di solito sono ottimista, stavolta invece sono molto preoccupato. Ho parlato con il mio consulente, il mio fornitore di energia sia elettrica che di gas, il quale mi spiegava che il gas è aumentato di 11 volte e l'energia elettrica è aumentata di 7 volte. Ma le prospettive sono ancora peggiori, perché mi diceva che se il signor Putin non si decide a riaprire i rubinetti, a breve non avremo neanche l'energia da acquistare, per cui toccherà chiudere perché non ci sarà energia per poter lavorare. La situazione è veramente drammatica. Secondo i dati di APE, nel 2021 i 3.000 pubblici esercizi padovani hanno speso per l'energia elettrica circa 30 milioni e 600 mila euro, mentre a tariffe attuali nel 2022 finiranno con lo spendere 65 milioni e 800 mila euro, una differenza di oltre 35 milioni. Per risparmiare si arriva anche a chiudere anticipatamente i locali. Quest'estate abbiamo tenuto chiuso dalle 15:30 in poi, perché il pomeriggio c'era tanto caldo, c'era poca gente in giro, non valeva la pena tenere aperto, per cui dipendenti a casa, meno ore da pagare, perché anche il costo dei dipendenti è molto importante come ben si può pensare, e almeno un po' di energia elettrica la si risparmia per quanto riguarda l'aria condizionata, perché comunque i frigoriferi per esempio vanno lo stesso. Dalle bollette esposte in vetrina, iniziativa di APE, all'invocazione dell'aiuto di Sant'Antonio, a Padova si tenta ogni strada, e così lunedì i commercianti di Ascom porteranno un cero in basilica per chiedere la benedizione del santo. La cronaca: due ragazzi che viaggiavano su uno scooter rubato sono in gravissime condizioni dopo essersi scontrati con un'auto. L'incidente è avvenuto a Verona. I due giovani erano in sella di un'Honda 125 che si è scontrata frontalmente con una Fiat Fiorino guidata da un 61enne rimasto illeso. Molto gravi le condizioni dei due ragazzi che viaggiavano sullo scooter, uno di 17 anni e l'altro ancora in corso di identificazione da parte della polizia locale. Dai primi accertamenti è emerso che il proprietario dello scooter ne aveva denunciato il furto pochi giorni fa. Su questo aspetto sono in corso degli approfondimenti. E due minori, sempre a bordo di uno scooter, hanno tentato ieri sera a Castelfranco Veneto di eludere un posto di controllo. Si sono dati alla fuga inutilmente, una volta fermati sono stati denunciati. Nelle maglie dei carabinieri del comando provinciale di Treviso, che hanno intensificato i controlli della circolazione stradale, sono finiti due minorenni padovani, un quindicenne e un 17enne, che alle 23:30 di ieri a Castelfranco Veneto, a bordo di uno scooter, hanno tentato di eludere un posto di controllo dei carabinieri di Castelfranco Veneto in via Circonvallazione Est. Dopo un breve inseguimento, i militari dell'Arma sono riusciti a bloccarli e a capire perché si erano dati alla fuga. Ai due ragazzi sono stati trovati circa 30 grammi di hashish, 1 grammo di marijuana e un bilancino di precisione. Per i due giovanissimi deferiti all'autorità giudiziaria è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale. I carabinieri continueranno a pattugliare le strade anche in questo ultimo fine settimana di agosto. Già da ieri sera le pattuglie della compagnia Carabinieri Vittorio Veneto in particolare hanno effettuato posti di controllo lungo la strada provinciale 2 tra Valdobbiadene e Montebelluna, la strada statale 51 tra Vittorio Veneto e Conegliano, la strada provinciale 71 tra Sacile e Cordignano. Particolare attenzione sarà rivolta anche sulle arterie della viabilità ordinaria in direzione dei caselli autostradali, della A27 di Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud.
Un minorenne di Caorle questa mattina alle 7:40 è salito su un bus diretto a Jesolo senza biglietto né mascherine. Invitato dall'autista a munirsi di entrambi, il giovane nel rifiutarsi ha inveito contro di lui fino a quando è stato fatto scendere. Una volta a terra si è messo di fronte al mezzo per impedirgli di partire, quindi è intervenuto il capo piazzale riuscendo nell'intento di farlo spostare e permettendo al bus di partire, ma il minorenne non contento ha ripetuto la scena con l'autobus successivo. In questo caso sono intervenuti i carabinieri nei confronti dei quali ha avuto un atteggiamento ostile, è stato portato in caserma per essere identificato e dovrebbe essere indagato per resistenza a pubblico ufficiale. Attimi di terrore per una coppia di pensionati di Padova, lei ultra ottantenne e lui ultra novantenne, avvicinati da una 55enne in motorino ieri sera mentre passeggiavano in via Alessandria. La donna ha tentato di rubare la borsetta della signora senza riuscirci grazie alla prontissima reazione dei due coniugi che alla fine sono caduti a terra senza però riportare grosse ferite ma solo poche lesioni guaribili in 10 e 30 giorni. La malvivente è subito fuggita ma è stata intercettata poco distante dai carabinieri e arrestata per tentata rapina e lesioni. Rimaniamo nel Padovano per l'aggiornamento sul fronte della West Nile. 2 persone ricoverate in azienda ospedaliera a Padova dopo aver contratto il virus, la febbre del Nilo, sono decedute nelle scorse ore. Si tratta di un 82enne di Limena ricoverato dallo scorso 8 agosto e un 73enne di Angullara Veneta ricoverato lo scorso 13 luglio. Attualmente sono 14 le persone ricoverate positive alla West Nile nell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova. 8 di queste sono ricoverate in gravi condizioni presso i reparti ad alta intensità di cura a causa dell'interessamento neurologico. E c'è appunto l'emergenza West Nile che si espande un po' a tutto il Veneto. Se Padova è maglia nera, segue la marca trevigiana. Un cluster è stato individuato a Zero Branco. Abbiamo ricevuto l'altro ieri la comunicazione da parte dell'UIS che c'erano stati alcuni casi che hanno generato appunto il cluster. Immediatamente l'UIS si è messa in moto e tramite la regione è stata inviata una ditta per la disinfestazione. Il primo intervento nella notte nelle aree esterne, poi in un secondo tempo nel pomeriggio tra Piazza Umberto I e Via Noalese nei cortili interni, un'area di circa 100 metri dove vivono le 2 persone contagiate da West Nile. Queste le contromisure prese a Zero Branco dopo l'individuazione di un cluster di febbre del Nilo, immediata l'ordinanza del sindaco Luca Durighetto in accordo con l'UIS 2, un copione che si è registrato già altre volte in questa atipica estate 2022. Si tratta di un trattamento che è fatto ed è stato effettuato direttamente sotto la supervisione dell'UIS, quindi assolutamente ad hoc per questo tipo di situazione. Non c'è la necessità di fare null'altro da parte dei privati e non c'è la necessità da parte di nessuno di inventarsi di trattamenti magari estemporanei. Non affidarsi quindi a disinfestazioni fai da te, il messaggio, più in generale seguire i consigli di sempre. Di evitare di lasciare ristagni d'acqua, questa è la causa principale, e poi continua il monitoraggio da parte di UIS e nel nostro caso di Contarina nelle pulizie e i controlli delle caditoie per verificare il caso in cui ci siano presenze particolarmente numerose della zanzara Culex, che è quella che poi veicola il virus della West Nile. Ma quello di Zero Branco è l'ultimo fronte di una serie. Nelle ultime settimane infatti sono aumentati i casi accertati di West Nile nelle province di Treviso e Padova e in generale in diversi comuni del Veneto. L'ultimo bollettino sulla sorveglianza delle arbovirosi conta 227 casi accertati di febbre del Nilo, di cui 34 nella Marca, 2 i decessi, erano 25 la settimana scorsa. Il meteo regionale segnala che proprio in queste ore e nella giornata di domani, domenica 28 agosto, si registrerà un'alternanza di momenti di variabilità e di fasi instabili. Sulle Dolomiti non si può escludere qualche rovescio di forte intensità e così il centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato fino alla mezzanotte di domani la fase operativa di allerta gialla per criticità idrogeologica, soprattutto nel bacino
bacino idrografico Alto Piave. E a causa proprio delle forti e intense piogge che sono già iniziate, del forte vento di questo pomeriggio, la statale 51 di Alemagna è stata chiusa al traffico in via precauzionale nel territorio comunale di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. La chiusura interessa il tratto incluso tra il chilometro 20 e 300 e il chilometro 21-800 e si è resa necessaria per consentire le operazioni di monitoraggio dei versanti e per garantire la sicurezza della circolazione. Per intenderci, si tratta del tratto di Alemagna interessato dalle frane nella zona tra Fadalto e Vittorio Veneto. Le deviazioni sono segnalate in loco, un disagio importante che ha avuto un effetto domino sulla viabilità tra Belluno e Treviso, compresa la 27, già alle prese con il controesodo, file chilometriche si registrano anche in Cadore. E a proposito di maltempo, andiamo sulla Pedemontana, dove ci sono stati dei danni, ma ci raccontano tutti i colleghi della redazione di Bassano. Da quello che ho capito, tutte le persone che ho chiesto qua al bar hanno tutti sentito il botto. Ce ne sono state due, uno potente prima, ma il secondo è stato più forte, ma non un tuono di quelli che senti tipo temporale, è proprio stato fortissimo. È così che si è svegliata a Cartigliano questa mattina. Erano le 5:30 quando un fulmine ha colpito un camino sul tetto di una palazzina di via Montegrappa. Scarica elettrica che ha fatto esplodere il comignolo in 1000 pezzi, cocci che come proiettili sono volati all'impazzata, distruggendo il parabrezza di un'auto parcheggiata nel cortile. Una vera e propria bomba al chiaro di luce, così che descrive l'impatto chi c'era dentro le mura dell'appartamento. Ha fatto un sacco di luce. Da quello che ho capito, dentro casa si è visto tutto chiaro e anche negli appartamenti qua davanti, anche con le finestre chiuse, si è vista la luce. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Bassano e Vicenza, che dopo aver accertato danni all'impianto elettrico della palazzina hanno messo in sicurezza lo stabile. Quando sono arrivata stavano spazzando, sistemando, hanno messo la copertura perché comunque adesso è aperto. E sono stati qua su una ventina di minuti, mezz'oretta, il tempo di sistemare un attimo, hanno chiuso un attimo più che altro perché non si sa se dovesse cadere qualcos'altro. E non finisce qui, una tempesta di fulmini in tutta la provincia. A Bassano, verso le 7:30 di questa mattina, colpito un albero in viale Vicenza. Tanta paura ma nessun danno, anche grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Danni ingenti invece a Zanè, in via Cavour, dove un fulmine ha innescato un violento incendio divampato sul tetto di un'abitazione. Fiamme circoscritte dai vigili del fuoco di Schio, arrivati con 2 mezzi di soccorso. Vi mostro adesso quanto successo poco fa a San Stino di Livenza. Vi do questo aggiornamento di cronaca. Poco prima delle 17:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Trentin a San Stino per un'esplosione avvenuta all'interno di un'abitazione, una persona deceduta e un'altra gravemente ferita. I pompieri arrivati da San Donà e Mota di Livenza sono entrati all'interno dell'abitazione portando all'esterno il ferito. Un altro uomo a terra è stato dichiarato morto dal medico del SUEM. Il ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. L'esplosione è stata probabilmente causata dal disinnesco artigianale di un ordigno bellico. I vigili del fuoco hanno circoscritto l'abitazione in attesa degli artificieri dei carabinieri per la bonifica dell'abitazione per la presenza di altri ordigni. Operazioni di soccorso sono attualmente in atto. Vediamo se riesco a mostrarvi qualche altra immagine. Eccola, quindi questa è la situazione allo stato attuale a San Stino di Livenza. Rimaniamo nel veneziano, queste persone vanno punite. La denuncia dell'assessore Boraso nei confronti delle famiglie che per anni hanno ospitato nelle case Ater di Favaro 8 sinti arrestati per furto. Il blitz di Ferragosto qui in quartiere Triestina 68 a Favaro ha portato all'arresto di 8 sinti napoletani autori di furti in tutto il nord-est. Venivano ospitati da famiglie regolarmente assegnatarie degli alloggi. Una vergogna, ha commentato l'assessore comunale alla mobilità Boraso, referente del quartiere di Favaro Veneto, dove è avvenuto il blitz. Il complesso popolare più grande in terraferma, con oltre 200 alloggi, 4 fabbricati di 9 piani, costruiti oltre 40 anni fa, che inizialmente era stato soprannominato Pantera Rosa per il colore dei muri, poi cambiato con il passare del tempo.
E venire a scoprire che dentro gli alloggi pubblici, perché voglio ricordare, questi sono alloggi ATER affidati dal Comune di Venezia, che nella proprietà pubblica c'è qualcuno che ospita dei basisti che per anni hanno praticamente, erano i basisti, i capi dei furti del nord-est, soprattutto in Friuli e altre parti del Veneto, è una cosa di una vergogna enorme. Boraso non ha intenzione di stare a guardare. Lunedì scriverò al sindaco, scriverò al presidente Luca Zaia, perché devono assolutamente fare una proposta di modifica della legge regionale della assegnazione degli alloggi pubblici, dove chi ospita delinquenti, spacciatori, prostituzione, gente che ruba, gli deve essere revocata la casa. Cioè tu non puoi avere una casa pubblica fatta coi soldi di tutti i nostri concittadini del Veneto e della nostra città e poi scoprire che tu ospiti dei ladri, di organizzatori di furti, magari di spaccio e quant'altro. Bisogna scrivere una modifica chiara che chi fa questo, cioè dà ospitalità a gente che ruba, in questo caso erano i capi dei furti del nord-est, d'accordo? Gli deve essere revocata la casa pubblica. Durante la perquisizione sarebbero state scoperte stanze piene di merce rubata. Con tutta probabilità anche le famiglie ospitanti venivano ricompensate, mentre, evidenzia Boraso, c'è chi attende disperatamente un alloggio. Pensate voi a queste persone cosa possono pensare di un sistema in cui adesso chi ha la casa pubblica assegnata ha ospitato per anni i rappresentanti dei furti del nord-est, tra l'altro arrestati, d'accordo, in flagranza di reato, perché ovviamente li hanno pedinati eccetera, perché li hanno arrestati, e pensiamo a chi ha veramente bisogno della casa, che si comporta onestamente. No, chi ospita e chi si macchia di reati gli si deve essere revocata la casa, perché quelle non sono case private, sono case fatte con i soldi di tutti i nostri concittadini veneti. Elezioni. Nel corso della nostra prima edizione, tra i temi del dibattito anche le proposte in materia di fisco e sostegno alla povertà con il reddito di cittadinanza. Sentiamo le diverse posizioni di Unione Popolare, Italexit e Movimento 5 Stelle. Lo Stato deve provvedere a coloro che non hanno i mezzi di sostentamento. Quindi il reddito di cittadinanza sicuramente è una delle misure che vanno difese e ampliate. Noi vogliamo abrogare il Jobs Act, vogliamo abrogare tutte le leggi che dagli anni 90 hanno contribuito alla precarizzazione, vogliamo un salario minimo garantito e soprattutto vogliamo equità fiscale. Questa equità fiscale, l'ho anticipata anche prima, va rivolta agli extra profitti di questo sistema neoliberista che accumula grandissime ricchezze nelle mani di pochi e aumenta la povertà. La nostra tassazione è una tassazione, diciamo così, meramente redistributiva, ma che non punta a una vera crescita del prodotto interno lordo, peraltro parametrato rispetto al debito pubblico. Quindi per noi la questione dell'uscita, cioè del recesso, è anche la possibilità di riprendere una piena autonomia fiscale, cioè un'autonomia fiscale non sottoposta a vincoli, non sottoposta a condizionamenti, che ci permette davvero di riformare in senso progressivo il sistema. Noi riteniamo che oltre alla pressione fiscale in Italia, che è altissima, ma la cosa è nota, ci sia anche una pressione contributiva da non dimenticare, cioè è importante anche alleggerire il costo dell'INPS per gli artigiani, per i liberi professionisti, per le piccole e medie imprese che sono il cuore e il tessuto produttivo di questo Paese. L'aspetto principale dal punto di vista della riforma fiscale è sicuramente quella di una semplificazione e di una delegificazione, non il discorso, diciamo, le aliquote che sono già state modificate. Poi ovviamente si può ragionare su tutto il discorso delle detrazioni. Altra cosa che è urgente dal punto di vista fiscale, sempre in contrasto con il discorso della flat tax, noi puntiamo molto sul recupero dell'evasione fiscale. Noi abbiamo una gap tax di oltre 100 miliardi di euro fra quanto previsto o sarebbe previsto dall'Agenzia delle Entrate e quanto effettivamente dichiarato. Parliamo anche di pensione di cittadinanza, quindi non è solo il reddito di cittadinanza. Andare a togliere questo baluardo che è stato apprezzato anche a livello europeo credo che in questo momento sia assolutamente irragionevole.
Andiamo adesso a Venezia e chiudiamo in bellezza, perché il grande giorno è arrivato, il grande giorno per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ma ci dà tutti i dettagli il nostro Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo. Buonasera Cristian, a te e ai nostri telespettatori. Ecco, com'è andata questa cerimonia? Cosa ci puoi raccontare? Tu eri lì sostanzialmente. Sì, cerimonia blindatissima, perché potevano accedere alla chiesa di San Zaccaria, una delle chiese più storiche e più importanti di Venezia, solo ovviamente gli invitati, e tantissime persone si sono radunate quindi fuori dalla chiesa per attendere il passaggio di Federica e del suo sposo. La sposa è arrivata 40 minuti, con circa 40 minuti di ritardo, ma tutto era ampiamente previsto. L'evento ha un po' sferzato la giornata, ma comunque non è piovuto, per cui Federica è arrivata accompagnata da 4 damigelli e, come vuole la tradizione, poi è entrata in chiesa accompagnata dal papà Roberto, che ricordiamo è stato un noto barman dell'Hotel Danieli a Venezia. Tantissimi tifosi, una festa per Venezia, per Spinea, ma direi anche per tutta l'Italia e per tutti gli amanti di nuoto, perché veramente anche oggi si è avuta la dimostrazione di quanto Federica, insieme ovviamente a suo marito, che è stato il suo allenatore Matteo Giunta, sia un po' un simbolo, un'icona per lo sport nazionale e internazionale. Tra gli invitati davvero molti che abbiamo visto arrivare in chiesa possiamo ricordare, tra gli altri, il presidente del CONI Giovanni Maragò e Luca Cordero di Montezemolo, tantissimi volti noti. Federica, al termine della messa, poi ha sostato un po' a beneficio dei fotografi, degli operatori, ha salutato e si è imbarcata in un motoscafo che porterà lei e suo marito e tutti gli invitati all'Hotel Marriott di Venezia, dove si terrà questa sera, proprio in questi minuti, la festa nuziale. Grazie davvero Lorenzo, ci darai altri dettagli nel corso dell'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, dove torneremo anche sulla tragedia di poco fa a San Stino di Livenza, questa esplosione. Possiamo vedere le prime immagini, questa esplosione che è costata la vita ad un uomo, un altro sarebbe gravissimo. Tra l'altro a causare tutto questo sarebbe stato un ordigno bellico. Dal Veneto per il momento è tutto, ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Il nostro territorio continua ad essere interessato da una nuova fase instabile. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 28 agosto. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Aspettiamoci locali piogge intermittenti, dunque in vari momenti della giornata. Nella notte poi andrà via via migliorando. Temperature in lieve calo, minime tra 14 e 23 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo anche qui in genere nuvoloso, su tutta la regione possibili rovesci sparsi, localmente temporaleschi. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 27 e 29 gradi. Non cambia la situazione se ci spostiamo sul Trentino Alto Adige. Avremo tratti soleggiati e nubi anche fitte, associate a rovesci e temporali sparsi, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.